andare al suo posto, quindi in schiena ad Ambrosio. Ok, adesso avanti così, senza accelerare, avanti così, adagio e avanti così. Pronti? 1, 2, 3. Questa è buona, con veloci Zagarambigi e Virtual Victory. Zagarambigi che insiste su Virtual Victory, al largo c'è Simon Barboy che progredisce, Virtual Victory che contiene Zagarambigi. Serra sotto allo steccato Axel Nib, mentre Simon Barboy rimane per il momento in terza ruota, 15,4 per i primi 200 metri svelti vista la partenza negli elastici. Virtual Victory che conduce, Simon Barboy che attacca con decisione, passa dopo 400 metri di corsa in 29,6. Terza posizione c'è Axel Nib avanti a Zagarambigi, quindi Anita Dipa a precedere Spritzholz, Braveheart, Zach LG, Zea, ancora Vacciglia, quindi Alabama Monroe che precede Tenor Delun, poi via via gli altri con alla retroguardia Sheridan Trebb. 45,5 per i primi 600 metri di corsa, Simon Barboy che guida, un buon ritmo su Virtual Victory, quindi Axel Nib, mentre muove all'esterno ora Anita Dipa che si porta in scia Spritzholz, il quale anticipa le mosse di Zea, mentre il primo giro se n'è andato in 1,1 con una frazione in 31,4. Simon Barboy in vantaggio, Anita Dipa che arriva accanto al leader. Secondo alla corda è sempre Virtual Victory, in seconda pariglia al largo Spritzholz che chiude alla corda Axel Nib, quindi Zea in terza pariglia al largo, poi Tenor Delun. Avanti alle tribune c'è l'attacco da parte di Anita Dipa a Simon Barboy, 15 davanti alle tribune, 1,32,4 per i primi 1200 metri di corsa. È richiesto Simon Barboy per contenere le bordate di Anita Dipa che a 600 dalla conclusione ha apparigliato completamente il battistrada. Allo steccato sempre Virtual Victory, in pariglia c'è Spritzholz, galoppa Numero Anita 9, Dipa, Anita mentre Dipa, si muove squalificato. Tenor Delun dalla quarta pariglia esterna, dal parziale aggira il gruppo con Simon Barboy che al completamento del miglio in 2,2,5 prende margine di vantaggio su Virtual Victory, poi Axel Nib in mezzo alla pista lo scatto di Bellium Debuti che arriva da lontano, parato da Alabama Monroe. Simon Barboy in vantaggio nei confronti di Axel Nib che aggira Virtual Victory, poi Alabama Monroe, la retta d'arrivo con Simon Barboy in vantaggio su Virtual Victory, Axel Nib che scatta a centropista, Alabama Monroe va di dentro Zagarambigi, è in vantaggio Simon Barboy, Axel Nib che attacca, Axel Nib che va su Simon Barboy sul palo, Axel Nib che probabilmente viene a battere Simon Barboy a fil di palo. Bisogna andare dal giudice d'arrivo, c'è fotografia per il primo posto, 32 ad arrivare, 1,17,7 ragguaglio cronometrico, Axel Nib che sul palo copre completamente Simon Barboy. Al terzo posto finisce in spinta di dentro Zagarambigi. Axel Nib e Nicola Bortolotti che nel finale a centropista vengono a giustiziare Simon Barboy. 3-5-4 l'ordine d'arrivo per la Tris. Andiamo a vedere i numeri poi per il quartet con il 14 di Alabama Monroe, 3-5-4-14. E al quinto posto c'è fotografia strettissima tra l'1 e il 2, Zea e Virtual Victory. La vittoria però va ad Axel Nib, Nicola Bortolotti che allena e guida per i colori di Giusto Bortolotti, il numero 3 di Axel Nib, a portare a casa la vittoria in questa Tris, quartet e quintet. Al secondo posto Simon Barboy, al terzo posto c'è Zagarambigi, al quarto Alabama Monroe, al quinto foto strettissima tra Zea numero 1 e Virtual Victory numero 2.